per fare pandan, no? Abbiamo scelto, sì, il colore della poltrona, così. Una giornata... È acceso? Sì. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera. Grazie soprattutto al Cardinale Zuppi che ha accettato l'invito di fare questa chiacchierata, anche per ricordare non soltanto appunto come è stato commemorato prima, le vittime del terremoto e comunque le peculiarità dei friulani, il coraggio, come lei ha anche sottolineato, e la volontà di fare. Quest'anno ci sono 2 anniversari per quanto riguardano la nostra terra di 2 giornali, gli 80 anni del Messaggero Veneto e i 100 di Vita Cattolica, il settimanale diocesano, e quindi abbiamo colto questa occasione anche di fare questa informazione, questo momento di informazione con appunto un'intervista con lei, e ci tenevamo. Ringrazio l'arcivescovo di Udine che insomma, ci ha aiutato anche a lavorare perché questo ha bucato le gomme. Ha bucato le gomme, sì, quindi starà qua anche questa sera, poi domani abbiamo sicuramente altri impegni. Senta, io romperei un po' il ghiaccio così con qualcosa un po' di più leggero, perché insomma lei è stato definito anche così sui giornali un vescovo di strada, no? Ma le piace questa definizione? No, onestamente no, più che altro perché come dire, perché sennò sembrerebbe che invece non so, il vescovo sta per strada per forza, come anche deve stare in ufficio, perché se il vescovo anche poi non sta in ufficio per ascoltare, per accogliere, per pregare in episcopio, eccetera. Per questo, perché qualche volta sembra più come dire, anche rischia di essere un po' come esteriore. E tutte le cose esteriori poi, a mio parere, per cui insomma spero che tutti quanti i vescovi siano per strada, stanno anche in ufficio, perché ripeto, poi qualche volta bisogna anche saper fermarsi e scegliere, capire, discernere, no? Ma e questa sera con me il vice direttore di Vita Cattolica Giovanni Lesa, che ringrazio. Come la chiamiamo? Eminenza, Monsignore? Potete scegliere, guardate. C'era io scusate sono di Roma, no? Qualcuno ci ha avuto il dubbio. Qualcosina, diciamo, dopo, ecco. Allora, c'era un barista che tutti, perché a Trastevere c'è sono molti uffici della Santa Sede, molti dicasteri, non so, la Caritas, il dicastero della famiglia, eccetera. E sto barista chiamava tutti i preti Monsignor. E noi diciamo, ma qual è quello? Ma te è contento, che te frega? Quindi diciamo, era l'attitudine, quindi fate come volete. Quindi la chiamiamo santità. Quasi. Dopo che mi portano subito, o mi portano a voi o mi portano a me allo psichiatrico, ecco. Ma lei ha detto che è romano, è arcivescovo di Bologna, tifa per il Bologna. Per forza. Che oggi ha pareggiato. Vabbè. Intanto Cagliari. già non ha perso, ultimamente non andava benissimo. E ieri l'Udinese ha giocato con le magliette proprio con la scritta "Il Friuli ringrazia e non bello. dimentica". Bello. Ma quando giocano Roma e Bologna lei tifa Bologna? No, io mi do, quando non mi faccio trovare. Poi però purtroppo è successo ultimamente che è successo che Bologna ha vinto a Roma. E quando dopo qualche giorno sono andato a Roma mi sono preso parecchi improperi. Però la Roma ha vinto, poi soprattutto la Bologna ha perso con la Lazio, e questo per un romanista è peggio di perdere, cioè che vinca la Lazio è peggio di perdere. E però il Bologna è stato generoso e ha dato i 3 punti alla Roma, quando è stato 2 settimane fa. Senta, dicevo,
la messa, abbiamo ricordato la ricostruzione, abbiamo celebrato quello che hanno fatto i friulani, e sicuramente una ricostruzione fisica per quanto riguarda appunto urbanistica, per quanto riguarda il nostro territorio, ed è stata anche una ricostruzione della società in generale, perché appunto ci sono state famiglie, come lei ha ricordato, che sono state appunto devastate e ferite dal terremoto. Ma venendo a 50 anni dopo, la società, non solo insomma quella friulana, in generale, quanto ha bisogno di una ricostruzione morale? Tutte e due. La ricostruzione morale non è una cosa astratta, no? Perché diciamo tu ti ricapisci la morale se capisci il senso, il motivo, se ritrovi in questo senso sì, certo che quindi una ricostruzione del per chi, no? Come abbiamo detto oggi con i ragazzi, ma il vero problema è per chi lo faccio, e se ci sono solo io non lo faccio, o se lo faccio per me è molto rischioso, perché a quel punto posseggo, perdo le proporzioni, piego tutto, divento io il criterio. E purtroppo, guardate, anche in giro mi sembra che ci stanno parecchi che pensano sono io che decido. È pericoloso per chi decide e per tutti gli altri, perché non va bene, è proprio la logica della forza. Per questo credo che dobbiamo ricostruire tanto la relazione, il pensarsi. C'è stato l'altro giorno un bellissimo incontro a Verona sull'addomesticarsi. E diciamo così, se uno non si addomestica, è selvatico. E riprendevano in questo incontro un po' il più famoso, diciamo, Principe Piccolo, su cui molti hanno imparato qualche cosina, diciamo, che cos'è davvero essenziale, no? E come se si vede bene, che come si vede bene, e che quello che di per sé non sarebbe importante, non esisterebbe, perché è invisibile, invece è proprio quello che conta, no? E penso che ci abbiamo tanto da ricostruire, e poi infine siamo molto più soli, siamo molto più individualisti, e questo credo che il ricordo di 50 anni fa, di questo qualcosa che ci ha fatto aprire, che ci ha fatto scoprire appunto la solidarietà, il pensarsi insieme, no? Oggi ho ripreso questa espressione così bella di Paolo VI del sismografo del cuore, no? Era molto bella, intelligente, qualche volta lo stacchiamo, funziona solo per noi, no? E poi quindi fibrillazioni continue, cose finte, eccetera. Siamo più individualisti. E l'individualismo non fa bene all'individuo, anzi lo rovina, e quindi c'è tanto da ricostruire nelle relazioni, nel pensarsi insieme nella casa, nella comunità, nella casa comune. E poi nella casa comune mi ha colpito oggi Don Riccardo, il vescovo, mi ha fatto vedere, guarda, lì ci sta l'Austria, lì ci sta la Slovenia, no? Cioè l'essere di confine può essere un muro o un ponte, una cerniera, e per fortuna la nostra generazione, le frontiere sono delle cerniere. Ma i nostri nonni qua ci sono ammazzati, non sono più tornati a casa, e il testamento è impariamo a conoscerci, a stare insieme. Ecco, quindi siamo più individualisti e abbiamo più paura. Se ricostruiamo le relazioni avremo anche un po' meno paura, e forse faremo tanti fruits, in senso anche sia reale sia anche... Buonasera innanzitutto anche da parte mia, anche a nome del direttore di Vita Cattolica, Don Daniele Antonello, che è qui in platea, e dell'arcivescovo, che è editore di Vita Cattolica di Radio Spazio, Monsignor Riccardo Lamba. Eminenza o Don Matteo, insomma, adesso ci mettiamo un attimo d'accordo. Va bene anche un fischio. Ecco, così per c'era oggi qualcuno che fischiava. Era la partita del Bologna, forse.
Paolo poc'anzi parlava appunto di una differenza che è fisiologica in una società che matura, che cambia tra 50 anni fa e oggi, ma se facciamo un affondo in particolare sulla Chiesa, lei è presidente dei vescovi italiani, le porto solo un dato: a Udine 50 anni fa, al tempo del terremoto, nella diocesi c'erano circa 700 sacerdoti, oggi ce ne sono un terzo. Le chiese, sappiamo, stanno vivendo un fenomeno che alcuni chiamano di svuotamento, ma in realtà probabilmente è una metamorfosi, è un cambiamento. Ecco, lei dal suo osservatorio come percepisce questo apparente affievolimento? E poi le chiedo anche che cos'è che invece non può mancare, che deve restare come un fermento, come un germoglio da cui far sbocciare comunque dei frutti più che dei frus in questo caso. Dunque, che stiamo cambiando in maniera rapidissima. E questo dobbiamo capire sempre che cosa ci chiede, e forse direi che ci fa trovare l'essenziale. Se non c'è più l'automatismo, poi penso che la Chiesa, come dire, ancora è tanto un punto di riferimento importante, no? Direi unitivo. Io così non devo fare, non è né formazione professionale né devo piazzare il prodotto, no? Però se pensiamo soltanto a Papa Francesco e adesso Papa Leone, in questo caos, in questo manicomio, insomma è stata davvero uno dei punti di riferimento. Io faccio per esempio, credo, chi è che di noi non si ricorda quella preghiera di Papa Francesco con Piazza San Pietro deserta, in quell'angoscia che era il Covid, no? E come lui ha saputo trovare delle parole per tutti, non soltanto per i credenti, ma per tutti. E questo è, io credo, aprire anche di nuovo tante relazioni, tanto dialogo, no? Che è la premessa poi per incontrare le parole della fede, no? Oppure insomma, mi sembra anche Papa Leone in questi mesi così diciamo burrascosi, no? In cui si rimettono in discussione degli equilibri o perlomeno diciamo, dei principi del pensarsi insieme, credo che le parole di Papa Leone siano una grande, e direi molto morale, nel senso proprio più vero del termine, da non confondere col moralismo che non ha mai convinto nessuno. Io penso che qualche volta purtroppo ci esercitiamo di più sono i farisei, no? Nel moralismo, mentre invece quello che interessa è la vera morale, è la passione, no? Ecco. Quindi che cos'è che dobbiamo ritrovare? Appunto il senso, il gusto, l'entusiasmo, con tutto quello che comporta, che è la vera morale, io penso, sì. Prima si parlava con Paolo anche di una presenza di strada, direi popolare, mi viene un po' questo termine. Faccio un paragone con il tempo del terremoto in cui i preti, la Chiesa erano veramente una componente fondamentale, un lievito delle comunità perché erano impastati con le loro comunità. A partire dalla lingua, la lingua friulana che oggi nella liturgia abbiamo utilizzato, lei stesso ci ha offerto delle citazioni oltre che i canti, insomma, poi magari ce le ripete. A scuola di friulano. Però il Mandi, insomma, su quello c'è margine di miglioramento. Su quello ci capiamo, insomma, ecco. Sì, sì. A livello liturgico c'è un iter in corso per l'approvazione del messale in lingua friulana, che è forse l'ultimo tassello che manca per anche un'approvazione della liturgia in friulano tout court della messa. Cos'è che frena un po' questo iter, che ancora non si riesce ad arrivare a un'approvazione? Sono gli itinerari anche normali, diciamo così. Direi che è il dialogo tra diciamo così, il locale e l'universale, ecco. Però penso che appunto è un itinerario, devo dire che il vostro vescovo come il predecessore è molto attento a risolvere i problemi che peraltro
diciamo appunto la prassi per certi versi già la consuetudine già c'è, insomma, ecco, diciamo, è più e qualche volta, diciamo, le marche da bollo sono più complicate, che tanto la cosa importante è già quello che viviamo, che vivete, no? Qualche tempo fa venne un presidente della Corte d'Appello, che è un friulano, mi portò una Bibbia di Gerusalemme, e io pensavo che fosse, siccome era proprio come la Bibbia di Gerusalemme, cioè quella con la copertina rossa per chi la presenta, eccetera, e mi dice: questa è la Bibbia in friulano. Infatti ce l'ho sul tavolo, se qualcuno viene a trovarmi ce l'ho lì, perché effettivamente per dire quanto è anche non soltanto una consuetudine, ma direi proprio una realtà. Adesso speriamo che l'iter possa andare avanti e risolvere, però è in quel guardate, adesso usciamo un attimo dal problema, no, del perché, però è una discussione importante a mio parere su tutto, perché se affermo troppo il locale è come il campanile, no? Il campanile è importante, importantissimo, perché il campanile vuol dire la comunità. Se però il campanile diventa campanilismo, è una roba in cui riusciamo a fare a botte anche con il paese vicino, non capirci anche col paese vicino, no? Per cui in questa dialettica qui, ma insomma credo che l'iter è così ben accompagnato dal vostro vescovo e dalla CEI, chiaramente vedremo di portarla avanti a buon fine. Lei è diventato vescovo, poi arcivescovo e cardinale con Papa Francesco. No, io sono diventato vescovo prima con Papa Benedetto, vescovo ausiliare. Io ero, appunto, da quando sono ragazzo, sempre stato legato alla comunità di Sant'Egidio, fatto il parroco a Trastevere, poi purtroppo per pochissimo tempo sono stato in periferia, oltre la Colda Lunare, una bellissima parrocchia che si chiama di Torre Angelo, un quartiere, la parrocchia era di più di 60.000 persone, quindi era proprio una cosa. Poi Papa Benedetto mi ha nominato vescovo ausiliare, o come dicono sempre a Roma, vescovo ausiliario, tipo vescovo ausiliare di Roma Centro, quindi sono tornato al centro. E poi alla fine del 2015 Papa Francesco mi ha nominato vescovo di Bologna. La domanda era appunto, cioè, qual è il primo ricordo che ha di Papa Francesco? A Roma fu, tu che devi cercare di darmi, se forse è stata la Via Crucis quando l'ho incontrato, per cui mi prese, mi salutò e mi disse: ma chi l'avrebbe mai detto? Disse, perché effettivamente ecco, direi questo, sì. E poi in alcune delle visite che lui faceva nella realtà del centro storico, andò per esempio dopo pochi mesi a visitare qualche parrocchia e poi un centro dei gesuiti di accoglienza, il centro Astalli, ecco, quindi insomma, questi vari possibili incontri. Lei ha citato Sant'Egidio, lei nel 92 proprio con Sant'Egidio è stato mediatore per la pace in Mozambico. Ecco, leggere oggi le guerre che ci sono, Ucraina, Medio Oriente, c'è secondo lei qualche spiraglio? Qual è la sua lettura in questo momento di quello che sta avvenendo nel mondo? Che cediamo troppo alla logica della forza e non crediamo a quella del dialogo. Sia Papa Francesco che Papa Leone hanno insistito per esempio sulla diplomazia. Ma la diplomazia non è una roba per mangiarsi qualche pasticcino o far finta, diciamo così, per incontrarsi così. La diplomazia sono, come ha detto un bravo ambasciatore, noi siamo dei palombari, cioè bisogna andare nel profondo, capire i problemi e poi soprattutto c'è bisogno di qualcuno che li ascolti, cioè che capisca diciamo le realtà e anche le possibilità, no? Io penso che noi investiamo troppo poco sul dialogo. E quindi è pericoloso a mio parere molto, perché se c'è solo la logica del riarmo entriamo in una logica perversa, perché il riarmo provocherà altro riarmo
Quindi se c'è il problema della difesa, bene, ma io direi bisogna essere equanimi, no? Tu tanti soldi metti sulla difesa, tanti soldi mettili sul dialogo. Che vuol dire incontri, vuol dire Erasmus, vuol dire anche andare a parlare con chi fa la guerra. E il dialogo non è che lo fai con aspetto che gli passi, il dialogo lo fai perché gli passi, e quindi devi farlo per forza. In questo, a mio parere, siamo omissivi. Oltretutto l'Europa è nata dal dialogo, è nata perché abbiamo capito, speriamo di non dimenticarcelo, che se non c'è il dialogo si ritorna a fare i muri, alzare i muri. E non lo so, io cioè, se uno pensa alla consapevolezza che ci avevano i sopravvissuti, come disse San Giovanni Paolo II, io sono un sopravvissuto, e tutti quelli che hanno visto la seconda guerra mondiale si sentivano dei sopravvissuti, e dice noi lo sappiamo. E lo ricordo perché fu Paolo VI all'ONU che disse, se riprese un'affermazione di Kennedy, se l'uomo non pone fine alla guerra, la guerra porrà fine all'uomo. E così, però la verità purtroppo, se non ci andiamo a sbattere, non lo capiamo. E questa è la cosa stupida, inaccettabile, no? Cioè, ma c'è bisogno di andare a sbattere il famoso, no? Quante strade l'uomo deve fare per trovarlo, no? Quante palle di cannone, sempre lo stesso poeta, no? Quante palle di cannone quanti uomini debbono morire per capire che, no? Per cui insomma facciamo tanto quanto dobbiamo investire sul dialogo. Forse daremo anche un po' più senso all'Europa, che ha un enorme senso, che è decisiva, importantissima per l'Europa stessa, io penso per il mondo. A proposito di Europa, ci siamo segnati con Giovanni. Lo scorso settembre lei a Gorizia ha lanciato l'appello per la pace delle chiese in Italia, Slovenia e Croazia insieme ai suoi omologhi. Ecco, si legge: guardando oltre i confini nazionali, comprendiamo che le identità culturali e spirituali nazionali si fondono oggi in un più alto e condiviso patrimonio identitario ed europeo. Cos'è che ci rende europei e quanto le radici cristiane possono aiutare in questo percorso? Tanto ci rende europei la storia, anche la consapevolezza del dolore, della sofferenza della guerra. De Gasperi diceva l'amore per la propria patria che i nazionalismi hanno rovinato. Cioè, lui diceva, l'amore per la patria è una cosa, il nazionalismo un'altra, e il pensarsi insieme non diminuisce l'amore per la propria patria, ma ne dà un senso maggiore, cioè non toglie l'identità, ma ecco. Poi le radici cristiane ci sono profonde, tanta parte dell'identità, però lì dobbiamo dargli i frutti. Con il presidente della conferenza episcopale francese e tedesca, a cui poi si è aggiunto il polacco, abbiamo fatto proprio un discorso di dire i cristiani oggi devono costruire l'Europa, devono difendere l'Europa, come hanno fatto i tre padri fondatori, Schuman, Adenauer e De Gasperi, erano cristiani, tra parentesi anche proprio cattolici, non lo dico non per orgoglio, anzi per dire insomma, prendiamo esempio, ecco. Io lo sento molto, guardate, personalmente, anche generazionalmente, perché io sono nato 10 anni dopo la fine della guerra, che è pochissimo, no? 10 anni dopo la fine della guerra era ieri, cioè alcuni devono ancora tornare, c'erano le distruzioni, erano tutte quante lì, no? Ma c'è un senso di futuro, e ho goduto di 70 anni di pace
E noi dobbiamo fare, sempre guardando al futuro, dobbiamo metterci a lavorare perché il mondo sia, che i nostri figli, i nostri nipoti possano vivere lo stesso e onestamente dobbiamo preoccuparci. Lo dico, ripeto, anche molto proprio personalmente, quindi è certo che le radici cristiane e i cristiani devono fare di più, io penso, devono fare molto di più, sia diciamo nel vivere la politica come servizio, che è chiaro che non è un discorso di qualche volta dice no perché lui fa da una parte dall'altra, guardate, per nostra fortuna la Chiesa oggi indica poche cose che ritiene indispensabili nella dottrina sociale della Chiesa, il resto se sono di opportunità, sono delle cose che devono fare la politica, ma se la fai da cristiano, cioè mettendo la persona al centro, mettendo senza un altro interesse che non sia il bene comune. Adesso capisco, detto così può sembrare un po' una trombonata, qualche volta facciamo un concerto per fiati, però è quello, con rigore, con lo stesso rigore, per questo oggi l'ho voluto dire, con cui vi siete messi tutti quanti sotto a ricostruire. Penso che nessuno ci ha provato, non è che pensavate tutti quanti le stesse cose, probabilmente ci sono state sensibilità diverse, ma non c'è la storia, bisogna ricostruire. Io questo è quello che auspicherei, e in questo i cristiani che a maggior ragione debbono farlo liberi, diciamo così, da miopie, da interessi diciamo miseri, no? di piccola convenienza, proprio perché se uno lo fa da cristiano, quindi lo fa diciamo così soltanto per una motivazione attenzione, non confessionale, cioè poi devi fare politica, non è che devi fare devi andare a fare catechismo, devi fare politica, e lì è con tutto l'impegno di entrare dentro la logica della politica, dentro la difficoltà del discernimento, ma devi farla appunto con l'ispirazione, con la coscienza, con la consapevolezza, con l'amore dei cristiani, del cristiano. Voltiamo pagina e parliamo di giovani. Li abbiamo citati spesso in queste ore di terremoto, pensando ai giovani di quel tempo. I giovani di oggi, di questa generazione Z, una generazione che passa un sacco di ore davanti ai display, ad esempio, su reti sociali o intelligenza artificiale, eppure, o forse grazie a questo, è una generazione che le cronache ci riportano essere particolarmente fragile, delicata, alle volte sola. Ecco, la Chiesa in particolare con le sue realtà, gli oratori, gli scout, eccetera, ma mi sento di estendere la domanda a livello di società civile. Che cosa possiamo fare? I giovani, tra l'altro, sono sempre di meno. Di questi giovani che abbiamo, come possiamo aiutarli veramente a crescere, ad avere una struttura, anche si parlava struttura morale, sociale, relazionale, anche di fede, aggiungo. Anzitutto essendolo. Perché qualche volta facciamo come un po' ti spiego quello che devi fare, dici scusami ma tu perché non lo fai? Cioè non funziona, no? Qualche volta pensiamo che dobbiamo dare le istruzioni, ma le migliori istruzioni che possiamo fare è viverle, essere noi, no? Nel sinodo dei giovani Papa Francesco disse una cosa semplicissima, molto profonda, molto bella, se i vecchi sognano i giovani avranno visioni, cioè non è che tu devi dirgli adesso ti spiego tutto, ma se tu guardi al futuro e poi i giovani guarderanno attraverso di te, guarderanno a loro modo, in maniera diversa, ma guarderanno al futuro, mentre invece diciamo molte volte stiamo sempre a cercare di spiegargli quello che debbono fare e se non lo facciamo non siamo né credibili e quindi non indichiamo niente. Già soltanto quello che abbiamo detto prima aiutare diciamo i giovani, quindi tutti, a orientarsi in questa Babilonia, in questa in questa sia Babele che Babilonia in cui ci troviamo, credo che sì, li rafforzeremo. Sulla fragilità è molto vero, però io penso che la fragilità si vince con la comunità,
cioè quel discorso di prima, le relazioni vere, fisiche, concrete, no? Quindi non virtuali, la comunità, e con il per chi, le dici con il senso, con la passione, no? Ecco. E direi che c'è un grande bisogno, altrimenti ci si infragilisce sempre di più, e ho paura che qualche volta medicalizziamo un po' troppo. Troppe cure fanno male, poi bisogna curare, certo, ma se come dire, se mi curo troppo sto male, non è che sto meglio, se mi prendo tutte le medicine dico, così sto a posto, no? Stai peggio, no? Qualche volta. E poi diciamo forse c'è più bisogno di innamorati che sanno comunicare l'amore, che di professionisti che ti spiegano chi sei. Cioè io capisco chi sono, capisco chi sono se trovo qualcosa di bello, no? Non a caso molte volte, per esempio, i giovani per tanti motivi, ma trovano tanta vicinanza con i nonni, per tanti motivi, no? Poi sono forse anche più distanti, però c'è una chiarezza, no? Ecco, insomma, comunque penso questo, per cui troviamo, se guardiamo al futuro, li aiuteremo anche loro a vincere tante paure e a guardare al futuro. Poi i giovani non sono soltanto il futuro, ma io raccontavo prima stamattina con i ragazzi che l'ultima volta sono andato in una scuola, una studentessa, una del quinto, era il Salvemini, quella scuola dove cade l'aereo, e disse: oh, ma ve la piantate di dire che noi siamo il futuro, noi siamo il presente, vi accorgete di noi? No? Poi c'è qualcosa che sta cambiando. Tutti i professori mi hanno raccontato di quanto i ragazzi interrogano l'intelligenza artificiale anche per capirsi, per trovare sicurezza, per avere delle risposte, per confrontarsi con una certa oggettività, no? Mi è successo questo, che cosa vuol dire? Ho fatto così, come sono? E non è una battaglia contro l'intelligenza artificiale, perché quella c'è, ci sarà, non è che c'era, però diciamo, se non incontrano l'intelligenza naturale, diciamo così, cioè qualcuno che ti guarda negli occhi, l'amico, qualche padre, qualcuno che ti aiuta a capire per davvero, penso che poveracci effettivamente diventa più pericoloso. A proposito di comunità, lei faceva riferimento in una intervista recente, peraltro a Vita Cattolica, a questa necessità di pensarsi insieme. Come si fa a pensarsi insieme in un'Italia di figli unici, in cui una percentuale sempre maggiore di persone in una fascia d'età avanzata vive in solitudine? Stamattina faceva l'esempio di Bologna, la città in cui lei fa servizio, ma anche qui in Friuli non è che insomma viviamo nel lusso, ecco, da questo punto di vista di relazioni in quella che viene chiamata terza o quarta età. Ecco, com'è possibile pensarsi insieme in un'Italia fatta così? Io quasi rovescerei la domanda, cioè, ma com'è possibile stare soli? Cioè, anche questo è un po' banale, però penso molto vero, l'uomo non è un'isola, e se l'uomo vive come un'isola vive male. Oppure se l'uomo vive in un'isola ma con tutti i collegamenti, ma è un'isola e non sta bene. Per cui io credo, rovescerei la cosa e direi: ma questa condizione non ci aiuta anche a trovare, a capire quanto bisogno c'è di amicizie vere, di incontri, capito? Cioè, cito una cosa che mi ha sempre colpito, la cito spesso perché mi colpì tanto all'epoca, una considerazione di Papa Benedetto sulla desertificazione spirituale, no? Per cui poi cominciamo qui, no? Ma è più bello, come mai non è più come una volta, come se poi cominciamo con il vittimismo, con no? Ecco, e lui dice: sentite, se c'è il deserto vuol dire che c'è sete, vuol dire che c'è tanta gente che cerca l'acqua,
che c'è ancora più bisogno allora ti risponderei, c'è ancora più bisogno di relazione. Il problema sono i tanti inganni per cui poi diciamo ti stordisci, oppure però penso che, guardate, io penso che ancora se c'è un amico che mi viene a trovare, mi guarda negli occhi o mi fa fare qualcosa di bello, io forse mollo lo schermo. Se però non mi viene a trovare nessuno, o se non trovo qualcosa di bello da fare, continuo a pensare che la vita passa attraverso il display, come hai detto tu. Senta, periodicamente riaffiora il tema dell'immigrazione. Adesso è un po' che forse non è così cavalcato dalla politica, un po' meno, ci sono altri problemi nella politica, soprattutto in quella italiana. Però il tema insomma, del migrante, che lo aiutiamo a casa sua oppure portalo a casa tua e non certo a casa mia, più distante possibile. Ma la Chiesa come può rispondere e affrontare queste tematiche? Beh, la Chiesa risponde anzitutto, diciamo così, chiedendo anzitutto di salvare la vita. Diciamo, questa è la prima cosa. Cioè, se c'è qualcuno che sta in mezzo al mare, si aiuta. Dice, ma quello dopo si aiuti, non c'è niente da fare, perché altrimenti annega. Come purtroppo avviene, il numero di morti in realtà è aumentato, no? Perché poi paradossalmente ci si dispera di più e quindi ci cerca in tutti i modi. Noi ci scandalizziamo di meno, onestamente. Cioè, non so se vi ricordate, 3 settimane fa ci fu di nuovo tante persone che vengono trovate, no? Oppure quelli di morti di fame e di sete. Penso che questo c'aveva ragione Papa Francesco, cioè non si può accettare. Poi c'è il problema di che cosa fare, certo. Allora lì c'è il problema di scelte che guardino un po' oltre, che guardino il futuro. A me, non so, faccio degli esempi, no? Tu vai in ospedale ti dicono non abbiamo infermieri e dobbiamo fare dei corsi di infermieri perché così possano venire a lavorare. Oppure non so quante, i dirigenti ve lo possono dire, quante aziende di artigianato si chiudono per mancanza di manodopera. La CNA, l'ultima volta ho parlato col Presidente un paio di mesi fa, mi ha detto a noi ci servono oggi 750.000 persone per il lavoro. La Coldiretti dice quanto non viene raccolto per mancanza di manodopera. Allora questo che cos'è che richiede? Richiede che vogliamo fare da grandi, richiede dei meccanismi, dei modi, delle cose. Ti richiede anche innanzitutto di uscire da una logica soltanto difensiva. Guardate, questo ragionamento, ma allora vuol dire tutti dentro. Ma questo, usciamo anche dall'idea della polarizzazione, no? dalle estremizzazioni, che sono ignoranti e basta, non fanno affrontare i problemi in senso reale, non dicono i problemi. Usciamo da questo, tanto per cui il problema non è uscire dall'idea tutti dentro, tutti fuori, no? Proprio non è così, sarebbe del tutto sbagliato, no? Io penso che il problema vero è che cosa vogliamo fare da grandi. La vera responsabilità è questa qui. Noi abbiamo tanto, a chi lo lasciamo? E questo è il problema. Adesso è una cosa che ripeteva spesso Papa Francesco, ma che è anche di buon senso. Da una parte non facciamo figli, dall'altra parte alziamo i muri, va benissimo, in maniera molto, diciamo, un po' impietosa, uno statistico che la settimana scorsa ha detto siamo un paese in via di estinzione. A me ci sono rimasto un po' male, adesso devo dire, non perché penso chissà che cosa, però se abbiamo qualcosa dobbiamo. Allora, vabbè, comunque penso di aver risposto. Usciamo dall'idea difensiva, che non significa il contrario, capito che dico? Oppure che ne so, che uno perde le radici, oppure non sa più chi è, ma tutt'altro. Penso che noi dobbiamo difenderle, anzitutto vivendole, perché se non le vivi è una difesa vuota, di un simulacro, mentre invece se noi lo viviamo sì, e c'è tanto, diciamo, delle nostre, non dobbiamo averne paura, anzi
è la nostra vita, la nostra identità, e l'accoglienza non significa mai cancellarle, anzi penso che è come dire, è aiutare a dire ma come sei per quello che sei, no? Insomma, dobbiamo provare un po' a guardare al futuro, e se uno guarda al futuro supera le paure e diventa più forte, e quindi sceglie qualcosa per chi farlo e come farlo. Senta, nel suo libro Dio non ci lascia soli c'è un paragrafo che si intitola Così immagino l'aldilà. Lei come lo immagina? Beh, oggi abbiamo avuto qualche trailer, perché oggi è anche una bellissima immagine, no? Di tanta consolazione, di tanta sofferenza terribile, e anche però di tanta consolazione, di tanta unità, tanta comunione, no? Che però vuol dire amicizia, vuol dire fraternità. La comunione non è una roba, lo spirituale per i cristiani non è una roba d'altro mondo, è capire il materiale, capire la vita materiale che facciamo. E come la immagino, come la possiamo già vedere? Io penso che tutte le volte che, diciamo così, vinciamo un po' la solitudine, impariamo a stare insieme, vinciamo l'inimicizia, è un pezzetto di paradiso. Nel paradiso lo vedremo pienamente. Penso che quell'incontro, quei tanti incontri ci ritroveremo e finalmente impareremo la gioia, il gusto, la bellezza di stare insieme, di scoprirci e di essere davvero l'uno per l'altro. È il mistero che è quel mistero che mi sembra che qualcuno dicesse che muove il sole e le altre stelle. Eminenza, un anno fa lei si stava preparando a entrare in conclave, il conclave che elesse poi l'8 di maggio Papa Me l'ho Leone. fatto dare la chiave di riserva io però. Dopo l'extra omnes lei c'ha la chiavetta. No, io sì, però metti che... Metti che... No, infatti. No, allora vede che santità ritorna, altro che Don Matteo. No, la prima cosa che le chiedo è come si sta in conclave? Cioè, nel senso, si dorme la notte? Dovete eleggere una delle persone più, mi passi il termine, più influenti, non solo per chi professa la fede cattolica, ma per il mondo. Quindi avete una responsabilità, insomma, non proprio una robetta. Alla fine, l'anno scorso, fu eletto Papa Leone XIV, quindi una seconda domanda nella domanda è: quali sono, a suo avviso, i principali tratti di continuità tra Francesco e Leone? Il guardare fuori, il guardare al futuro, una Chiesa che non ha paura, una Chiesa, l'Evangelii Gaudium, che non a caso Papa Leone ha fatto suo, ma dice questa è la prospettiva. Quindi una Chiesa che non si chiude pensando così di essere se stessa, ma è se stessa proprio perché si apre. Direi in questo una grande continuità, diciamo, tra Papa Francesco e Papa Leone. Una grande anche, direi, tanta speranza, direi, ecco. E anche un po' il modo così fermo, tranquillo di Papa Leone, no? Così, che affronta con tanta mitezza anche, diciamo, ma lei che ha fatto? Lei non è buono a fare il Papa, ma insomma, ma che gli devo insegnare pure la religione, no? Qualcuno gli vuole insegnare la religione, lui dice no, io predico il Vangelo, no? Mi sembra con tanta speranza, con tanta mitezza essere se stessi. In questo direi tanta continuità, ecco, con ovviamente come è e come deve essere, giustamente anche con ciascuno è se stesso. Quello che per me è sbagliato sono i confronti, e molte volte ci mettiamo sempre a fare classifiche, no? Invece di capire il dono che è ciascuno. Sono diversi, certo che sono diversi. Ripeto, sarebbe preoccupante che uno, no? Noi invece di fare i confronti dobbiamo capire qual è il dono che mi porta. Queste parole che cosa mi chiedono, come aiutare, con questo penso di sì. Però a mio parere la grande prospettiva è una Chiesa che non si chiude,
in questo caso direi sì, quello che Papa Pestrada, e non a caso Papa Leone è stato per buona parte della sua vita un missionario in uno dei posti più poveri del mondo, perché il Perù nella sua diocesi era proprio la diocesi più periferica, più distante dal centro del Perù, più povera anche del Perù. Non a caso sa di che cosa parla quando parla del mettersi per strada, dell'incontrare gli altri, eccetera, eccetera. E in questo per me c'è una grandissima continuità. Ha temuto di uscire vestito di bianco dal conclave? No. Sì, tanto comunque c'avevo la chiave di Ma riserva. dormiva. In ogni caso, ma quello era più preventivo, così, quelle cose, eccetera. Dormiva? Assolutamente. Sì. Cioè, purtroppo dormo poco, ma dice che con l'età che uno dorme di meno. Ma non è che ho cambiato, diciamo così. Poi siamo stati pochissimi, abbiamo dormito quante, 2 notti? Forse. 2 notti di conclave, sì. Sì, 2. Quindi insomma è proprio. No, forse una sola, perché è stata la 4ª votazione, avete fatto 2 votazioni, una la sera sì, e 3 sì. poi. Sì, però poi io tutto. Sì. Don Matteo, abbiamo appena terminato la celebrazione di una messa stracolma di gratitudine per diocesi come la sua, peraltro, di Bologna, che 50 anni fa vennero ad aiutare il Friuli. In più, aggiungo, siamo nel tempo della Pasqua, il tempo della risurrezione, della speranza per eccellenza. E allora che speranza vede, e chiudo, nell'Italia di oggi, nell'Europa di oggi e nella Chiesa di oggi? Io penso che c'è, e anche in quel giubileo che abbiamo concluso era proprio la speranza, no? Poi ho paura che vogliamo aver chiaro prima tutto, che dobbiamo trovare tutte le risposte, e la speranza non è avere tutte le risposte. Per cui io vedo tanto bisogno di speranza, e io mi auguro anche tante persone che sanno che quello che cercano ci sarà. Diciamo come quelli che 50 anni fa era tutto distrutto, ma sapevano che si sarebbe ricostruito, che hanno messo 12.000 pietre una accanto all'altra perché poi l'avrebbero rimessa a posto. Era tutto distrutto. Io non viste le immagini, no? Cioè, era una cosa desolante, no? Mi aveva voglia di dire basta, cioè è impensabile. Ecco, quella è la speranza di rivedere quella chiesa com'era, anzi meglio, più bella ancora, più sistemata ancora, più sicura ancora. Ecco, questa è la speranza. Non c'è niente da fare, la speranza è credere nel buio che c'è la luce, credere nella distruzione che c'è la ricostruzione. Lo ripeto, è una cosa di Don Primo Mazzolari, è il contadino che nel grigio e nel freddo di novembre vede le messi di giugno. E questa è la speranza. Ci avviamo alla conclusione. C'è Però speranza. è una speranza anche questa, sì. Ma in questa speranza, se dovesse sintetizzare questa giornata di oggi in una frase, in 3 parole, come questa giornata così intensa dal mattino ai bambini e poi insomma la messa, ai ragazzi, eccetera. Beh, voi siete una prova, cioè che il lavoro, la serietà, il rigore, l'unità, no? La solidarietà, perché da quello che ho capito in fondo un po', non mi ricordo come si dice in friulano, faccio da solo. Così in no? Bessoi, sì. Ecco, che è un po', no, faccio da solo. E in realtà, diciamo così, i friulani hanno imparato anche a farsi aiutare. Tanti hanno imparato qui la bellezza di aiutare, e in realtà c'era anche nel far da solo una grande
capacità, cioè quella di non aspettare, di non, cioè, capito? Dico, è quello di io mi faccio aiutare, poi lo faccio io. Sempre nelle cose di Turoldo ho letto quella cosa di quell'anziana che quando nel campo di raccolta, eccetera, gli avevano portato le coperte, eccetera, sempre in dialetto ha detto: quanto vi debbo? Quanto devo pagare? No? Cioè, Turoldo lo diceva per dire, io ci devo mettere il mio, perché lo faccio io. Ecco, questo è il lato positivo del lo faccio da solo. Allora mi sembra che questi 50 anni ci hanno ricordato tanta sofferenza, tanto chi ha perso qualcuno ha perso qualcuno, tanta qualcosa che gli anni ci aiutano a... Avete presente quelle cose, a mio parere, che feriscono, no? Quando dice no, non te la prendere, è morto tuo figlio, dai, non te la prendere, poi ti passa. Il tempo te la fa passare. In genere a me una delle cose mi manda più in bestia, no? Perché come fa a passare? È morto mio figlio e io dovrei pensare che il tempo me la fa passare, ma non me la fa passare. E qualche volta, anzi, l'assenza la misuriamo anche a distanza di tempo, no? E per certi versi è sempre atroce, è sempre disperante, no? Però c'è la risposta che avete dato e che ripeto una grande lezione, una grande lezione. Quell'altra cosa che era sempre di Turoldo, di quell'anziana no, che quando che cadeva un po' di minestra, come Fruz Non sta Non sta a strazzando. strassare. cioè non sciupare niente, no? È una grandissima lezione, no? Per questo io penso che è il ricordo di tanta sofferenza, ma anche di tante risposte che tutti riconoscono, no? Che resta anche come, direi, anche un modello, no? Di dire, ne siamo usciti meglio di come eravamo, no? E questo vuol dire che insieme si vince, no? Ecco, penso che questo in un'altra ricostruzione, in tanta distruzione, in tanti terremoti, come oggi hanno detto i ragazzi, in tanti terremoti, penso che è un grande segno di speranza. Di questo siamo anche noi che vi ringraziamo, perché dimostrate la serietà, il rigore, la bellezza di essere se stessi, la fierezza anche di essere se stessi e di costruire il futuro. Grazie. Grazie. Grazie Eminenza. C'era? A me aveva colpito, scusa, proprio questa cosa di Paolo VI del sismografo del cuore, no? Che era bellissimo, cioè che il cuore è un sismografo e che deve però sentire il dolore degli altri. Io vedete, se devo invitare su questo ricordo vi renda e ci renda tutti più attenti a chi oggi vive questi terremoti, che quando ti buttano giù l'ospedale, quando ti buttano giù casa, quando tu vedi, no, delle cose inaccettabili, facciamo funzionare questo sismografo e poi dopo troveremo le risposte. Grazie. Grazie Eminenza per questa chiacchierata. Grazie. Grazie Giovanni. Grazie e grazie a voi di aver partecipato a questa serata. Bene, abbiamo delle pubblicazioni che anche per lei, magari